Buonasera e ben ritrovati alla puntata settimanale di Healthy Living. Mercoledì scorso non c'ero, mi sono perso una puntata che mi hanno detto bellissima, ma non ho dubbi che anche la puntata di questa settimana sarà altrettanto coinvolgente. Il titolo è già estremamente intrigante, per una tavola tutta da respirare. E chi sono gli ospiti che ci accompagneranno in questa conversazione questa sera? Beh, sono uno chef, un enologo e un medico di assoluto valore, di assoluto spessore. Lo chef è Giuseppe D'Aquino, che racchiude in sé tutta la sua napolitaneità, e avendo vissuto io a Napoli da adolescente, dai 15 ai 18 anni, comprendo benissimo il suo orgoglio quando rivendica l'appartenenza alla città di Napoli. Bene, mi è piaciuta una sua frase quando dice: quando ero adolescente ho trovato la libertà in una stanza, la cucina di casa mia, e da quella stanza, da quella cucina poi è partito alla scoperta del mondo, ed è partito per accrescere la sua formazione professionale. La prima tappa è stata a Parigi nel 1990, dove dopo pochissimo tempo è stato chiamato a dirigere la cucina dell'Hotel de la Ville e ha così formato la sua prima brigata. Dopodiché la sua curiosità e il confronto sono stati i motori delle sue esperienze professionali, che l'hanno portato, come tutti gli chef che abbiamo presentato nelle scorse settimane, che l'ha portato in giro per il mondo ad esplorare tutte le possibilità che la tecnica poteva mettere a disposizione per la sua crescita professionale, quindi dal Giappone all'Inghilterra, dal Brasile agli Emirati Arabi. E dopodiché ha pensato che era giunto il momento di tornare in Italia e per cominciare la sfida più ambiziosa, vincere proprio lì dove tutto era iniziato. Quindi rientra prima a Firenze e dopo nel 2010 a Villa Cordevigo in provincia di Verona con il ristorante Oseleta. Nel 2013 ottiene la sua prima stella Michelin. Dal 2020 è chef al ristorante La Famiglia Rana a Vallese d'Opeano, e qui ha cominciato una nuova sfida e un traguardo importante per continuare a sognare che cosa? Ovviamente nuovi obiettivi. Cosa dire di Sandro Boscaini? Beh, Sandro Boscaini è un'autorità in campo enologico. Dal 1978 è presidente e amministratore delegato di Masi Agricola, un'azienda radicata in Valpolicella dalla fine del Settecento, pensate bene. Dopo la laurea in economia e commercio entra in azienda nel 64 e si concentra sullo sviluppo del marketing e della rete commerciale. E questa abilità di creare rete, di creare collaborazioni, si estrinseca nel 73 nella collaborazione con i Conti Serego Alighieri e poi successivamente nel 2007 con lo storico casato dei Conti Bossi Federicotti di Roveto, mia città, permettetemi questa autocitazione, simbolo della tradizione enologica trentina. È poi uscito dall'Italia, ha costituito in Argentina i vigneti La Arboleda, che produce vini di natura argentina sì, ma con un forte stile veneto. Nel 2015 Masi, unico produttore di vini premium italiano, si quota in borsa sul mercato AIM Italia. E Healthy Living 2021 parla di cibo, parla di alimentazione, parla di vino. Bene, Sandro Boscaini racchiude in sé, devo dire, la filosofia di Healthy Living, perché è presidente di Federvini e nel contempo è anche vicepresidente di Federalimentari. È stato poi socio fondatore e vicepresidente dell'Istituto del Vino Italiano di Qualità Grandi Marchi e a livello locale delle Famiglie Storiche, che è un'associazione di tutela e promozione dell'Amarone. È stata una delle anime promotrici di Vinitaly ed è vicepresidente della Fondazione Masi, fondazione della quale credo sia molto orgoglioso, costituita nel 2001 come conseguenza dell'esperienza acquisita con il premio Masi, che era nato nel 1981. Oltre ad essere stato componente del consiglio di amministrazione dell'Università di Verona, ha ricevuto tantissime onorificenze sia in patria che all'estero. Ne cito alcune, ve le leggo: il Can Grande d'Argento, il Grand Award della Society of Wine Educators, l'imprenditore dell'anno 2004 da Wine Enthusiast, il Domus Mercatorum della Camera di Commercio di Verona e il premio alla carriera tedesco Meininger Award. Ma credo che il riconoscimento, l'onorificenza alla quale è più legato e della quale Sandro Boscaini è più orgoglioso è sicuramente l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro della Repubblica Italiana, che gli è stato conferito nel 2016. Bene, chi guiderà in questa conversazione queste due Formule 1 dell'enologia e della ristorazione? Beh, un grande medico che lavora presso l'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, un chirurgo toracico, Giuseppe Silvestre. Qui mi taccio, passo il testimone a Giuseppe e prego, guidaci in questa conversazione. Grazie. Bene, buonasera a tutti e grazie soprattutto a chi è stato l'ideatore di queste conversazioni.
direi che è un ben pensante, un milpensante, uno che veramente riesce a sfondare in tutto e per tutto con determinazione, come lo è stato Sandro Boscaini e come lo è stato Giuseppe D'Aquino, che da perito industriale è diventato un ottimo chef. Per cui un ringraziamento a Gino Girosa, che ha organizzato veramente molto bene, ecco, queste conversazioni. E queste conversazioni, il punto, l'ho detto già inizialmente, qual è? È la prevenzione delle malattie, che si può fare soprattutto anche con una corretta alimentazione. Questo tema è stato trattato sempre nella prima conversazione da parte del rettore dell'Università di Padova, il professor Rosario Rissuto, e quindi ha svolto questo tema e in più ha parlato di quello che è la cultura, di quello che ci sta la cultura dietro il vino, dietro il cibo. Quindi da dire che cosa? Brevemente, che l'anno prossimo cade l'anniversario, l'8° centenario della Costituzione dell'Università di Padova. Da questo possiamo capire l'importanza dell'università che ha avuto non solo per l'Italia, per il Veneto, ecco, ma anche per tutta la medicina e anche per tutte le altre materie letterarie e scientifiche. Ecco, adesso mi permettete di fare, dico, 2 passi indietro con 2 medici del 1700 e voi vi chiedete perché. Adesso ve lo spiegherò subito. Uno, ci trasferiamo in Austria, a Graz, nel 1720, nasce Joseph Leopold Auenburger e da giovane si vede, il papà nota che ha uno spiccato senso di un orecchio musicale e lo avvia allo studio del violino. Però nel frattempo questa famiglia benestante possedeva anche un'osteria e quindi lui di pomeriggio andava ad aiutare, capisce, il papà, e aveva, grazie a questo dono per questo orecchio sensibilissimo, con i polpastrelli della mano destra percuoteva le botti e riusciva a sapere, non dico millimetricamente, ma quasi, per questo orecchio assoluto, ecco, quanto vino c'era nella botte. Poi Sandro ci dirà se questa è ancora una manovra che viene fatta oppure ci sono dei mezzi più moderni. Ecco, poi ti interpellerò su questo. Però, ecco, la storia non è finita lì. La storia, perché questo ragazzo il papà lo invia a Vienna per gli studi di medicina, si laurea e si concentra sullo studio, ecco, il mio intervento come chirurgo toracico, sullo studio delle malattie acute e croniche del polmone. Per di più studia veramente 7 anni ed è considerato il padre della semeiotica percussoria. Perché? Perché quello che aveva sensibilizzato quando era giovane, capisci, con le botti e col vino, lo riproduce sul torace. Quindi solo con la mano destra, senza come facciamo adesso con l'interposizione della mano sinistra, riusciva a capire, ecco, nel torace quanto parenchima polmonare c'era o se c'era più o meno versamento. E quindi questo di qua cosa fa capire? Che alcune cose importanti della medicina sono scoperte per caso e qui c'è l'unione fra vino, musica e medicina. Successivamente, ma questo non c'entra col vino, però per dire l'esame obiettivo si completa con l'ascoltazione, Lennec a Parigi per un'osservazione apparentemente banale, ecco, riesce a scoprire quale può essere il metodo per non poggiare l'orecchio direttamente sul torace o sul cuore. Prima mette un foglio arrotolato, si inventa poi lo stetoscopio, caro ai ginecologi, per arrivare poi al fonendoscopio. Quindi, chiusa questa parentesi, ecco, direi che ogni essere vivente a partire dalla nascita si nutre principalmente da 2 fonti, il cielo e la terra. Il cielo fornisce l'aria, la terra i prodotti. Ecco, l'apparato respiratorio, adesso caliamo sulla nostra realtà, ha bisogno di una buona aria ed una buona alimentazione per vivere bene, per essere sano il più possibile. Quindi, dopo fatto questa presentazione, cominciamo con le domande e, come avete visto nell'immagine iniziale, c'è il nostro Giuseppe D'Aquino con questi aromi sul naso, quindi parliamo adesso dell'olfatto e parlerò sia con Giuseppe sia anche con Sandro per quanto riguarda. Con Giuseppe mi devi dire gentilmente
qual è la motivazione, più che la motivazione, le sensazioni che tu hai quando c'hai questi aromi. Ecco, è importantissimo. Mentre per Sandro Boscheini faccio la domanda che fa quello. L'olfatto, logicamente, è la cosa più importante. L'olfatto del vino ci dice quasi tutto. In più c'era una notizia particolare, se tu la condividi o meno, un professore di enologia di Napoli chiama i vini italiani vini orchestrali perché parla di molecole odorose in equilibrio fra di loro, mentre i vini francesi li chiamano solitari. Adesso io incomincerei subito con Giuseppe per dirci le sue sensazioni quanto c'è questi aromi, capisci, sotto il suo naso. Parola a te, Giuseppe. Beh, intanto buonasera a tutti. No, allora io amo sempre fare una differenza fra aroma e odore. L'aroma è una caratteristica sensoriale di un alimento, derivante da una rivelazione gustativa, quindi si percepisce, a differenza dell'odore che si percepisce col naso, l'aroma si percepisce con le vie retronasali, quindi lo percepiremo non tanto respirando quanto dopo la deglutizione. In cucina nello specifico a noi aiutano tanto gli aromi, le spezie, gli odori, perché ci aiutano a far chiudere il cerchio di un piatto, quindi proprio nella costruzione di un piatto, del piatto stesso, per cui sono fondamentali. Poi nella cucina francese hanno sostituito nel tempo, quando si è passato alla nouvelle cuisine, hanno sostituito un po' tutti quelli che erano diciamo i grassi saturi, no? E quindi hanno aiutato in questo senso a dare un volto nuovo ad una cucina che fino a quel momento era considerata una cucina pesante, fatta di tanti grassi saturi, e quindi con gli aromi, insomma, gli aromi hanno aiutato a questo tipo di cambiamento, di evoluzione della cucina. Questo in Francia, ma oggi gli aromi si usano ovunque. Noi in cucina facciamo un larghissimo uso di aromi, di spezie e di tutto quello che ci dà un'essenza non solo gustativa ma anche olfattiva, perché anche quello per noi è molto importante, e li usiamo sia in sala, sia in cucina, ma anche in sala, perché per noi l'esperienza è un'esperienza che deve essere fatta a 360 gradi, quindi percepire gli aromi, i profumi durante l'arco di tutto, insomma, di tutto il pranzo, tutta la cena. Ecco, Sandro, adesso a te la parola dell'olfatto del vino. Beh, devo dire che l'olfatto è fondamentale. Il vino ha dalla sua un'ampiezza di naso, di olfatto incredibile, e che ci porta poi a tutti i valori che ci riporta nel bicchiere e poi in bocca all'assaggio. Ma c'è di più: un vero assaggiatore, si dice, riesce a individuare il vino e riesce ad apprezzare il vino attraverso il naso. L'assaggio vero e proprio, quello che noi diciamo l'inghiottire vino, è la comprova di quello che ha sentito prima. Per cui un grande vino deve avere un grande naso, una grande apertura di olfatto, e ce l'ha sempre più importante quando attraverso l'olfatto noi non abbiamo il semplice sapore del vino, che è pure importante ed è specifico, ma c'è il sapore del varietale, cioè delle uve che lo compongono, c'è il sapore della cantina che lo ha allevato, c'è il sapore, scusate, l'olfatto del legno che lo ha maturato. Tutto questo è in una complessità che è forse unica. Io credo che pochi prodotti hanno una vastità e una anche dinamica di olfatto come ha il vino. Ecco, rispetto a quello che dicevi tu, Giuseppe, il vino francese è solitario, il vino italiano invece è orchestrale, sono perfettamente d'accordo, ma c'è anche una motivazione molto specifica che sta nella cultura italiana, la cultura del misto di uve. Ci sono pochissimi vini italiani che sono da monovitigno, come si dice, e quasi sempre sono al nord e hanno un'origine poi austriaca, non so, Pinot Grigio, Cabernet, Merlot, eccetera, oppure francese quando andiamo al nord-ovest. Ecco, il resto, le nostre varietà sono tante, sono assolutamente
prioritarie, uniche, originali e miste tra di loro, con quel misto, per esempio, che abbiamo qua a Verona, delle 3 grandi sorelle, Corvina, Rondinella e Molinara, creano delle esplosioni di profumi incredibili. Ecco perché l'orchestra del vino italiano contro il solista, che non vuol dire da meno, ma comunque il solista del vino francese, che è fatto, se andiamo a Bordeaux, di Cabernet, se andiamo in Borgogna di Pinot Nero, e anche, devo dire, l'uniformità che gli è data da un uso un po' più rigoroso della maturazione in legno attraverso il barrique. Bene, adesso dopo il sistema olfattivo, e come giustamente dicevi, senza naso non c'è gusto, passiamo al sistema gustativo, che è praticamente interdipendente. Quindi Sandro, se ci puoi dire qualche cosa su questo, ecco, continui un po' metodicamente quello che è l'evoluzione. Sì, allora dipende da come vogliamo gustare il vino, se lo vogliamo gustare da solo, nel senso di avere un'esperienza specifica, oppure invece il complemento di un cibo, il complemento di qualcosa che sia in bocca, il complemento di una convivialità. Ecco, mentre il profumo ti concentra il tuo naso, la bocca parla e assaggia, la bocca si mette in bocca un cibo e il vino assieme, oppure ci si concentra solo a precisare. Ecco, e non c'è dubbio che nel palato il vino poi è capace di sinfonie, è capace di dare un indirizzo preciso a quello che si mangia, è capace di dare un indirizzo preciso a quello di cui si sta parlando, specialmente quando si è in un contesto di amici e di convivialità. Per cui sono i 2 sensi che, devo dire, anche assieme all'udito, perché anche di udito vive il vino, ma non solo in cantina, dove c'è il borbottare della fermentazione nel periodo, ma c'è poi quel battere che tu hai, a cui tu hai accennato prima, Giuseppe, quel battere nella botte che ha dei suoni incredibili, a seconda che la botte è piena o non è piena, a seconda che ha vino più pesante e da molto dentro, a seconda del tipo di legno di cui è fatto la botte e a seconda della dimensione della botte. Ecco, ma c'è di più, perché nell'udito c'è anche, per esempio, il gorgogliare del vino quando lo versi nel bicchiere, e poi nello spumante proprio il sentore delle bollicine che svaniscono, nascono dal flute nella parte bassa e se ne vanno poi a trovare gli angeli in cielo. Eccoci, allora Giuseppe, di questi aromi di cui parlavi, ho visto una volta quando sono venuto da te, avevi dei nebulizzatori. Ce lo puoi spiegare cosa sono? Te li faccio. Allora, ecco, sono questi, insomma, dei semplici nebulizzatori di essenze, praticamente. Diciamo che noi, come ti dicevo prima, nel nostro ristorante, nella nostra esperienza al ristorante, cerchiamo di far provare ai nostri amici ospiti un'esperienza a 360 gradi, che chiaramente va accompagnata, noi accompagniamo proprio con questi tipi di prodotti, di essenze. Li utilizziamo in tutto, sia in cucina che fuori dalla cucina. Perché? Perché questi prodotti praticamente sono prodotti partendo innanzitutto da una materia prima di eccellenza, quindi con prodotti tipo il limone di Sorrento piuttosto che il limone di Sicilia, o il mandarino o il bergamotto, fatti da piccoli produttori che hanno una grandissima attenzione alla sostenibilità, insomma, alla produzione di questi agrumi in questo caso. Detto questo, si ottengono delle essenze con un processo di distillazione a vapore, per cui si avvolgono le foglie di vapore, fatti passare poi in una canalina e vengono proprio puramente distillate
Quindi verranno fuori degli oli mischiati a delle essenze e poi con un processo diciamo meccanico vengono divisi gli oli dalle essenze. Questo è molto importante perché ti danno proprio la percezione esatta, viene fuori proprio la percezione esatta di quello di cui parliamo. O meglio, in un piatto noi mettiamo tante cose, ma quello che vogliamo far sentire, quello che vogliamo far provare, l'esperienza che vogliamo far provare è proprio la freschezza, quindi l'autenticità di questi prodotti. Attraverso la nebulizzazione di queste essenze noi riusciamo a farlo e quindi riusciamo a nebulizzare su un piatto che potrà avere il limone, come per esempio uno dei nostri piatti, il nostro spaghetti al pomodoro, nebulizziamo il limone. Questo ci aiuta veramente a dare la percezione. È bellissimo perché io credo che prima Sandro abbia detto una cosa stupenda, naso e bocca. Credo che siano due cose, credo che poi tutti i sensi siano connessi, ma il naso è proprio la porta di apertura all'esperienza che farai, perché il naso ti fa percepire gli odori, è il primo senso attivato dopo la vista, no? Attivi subito il naso, quindi ti apre la porta e ti prepara a quello che poi gusterai. Quindi diciamo ti crea un po' la strada, ti crea un po' la via a tutto quello che poi gusterai e proverai successivamente. Questo per quanto riguarda un piatto. In sala invece la stessa esperienza con tutto quello che è il profumi della tavola. Quindi anche qui abbiamo delle essenze che sono di fiori, oltre al fiore stesso, ma comunque delle essenze di fiori, di menta, tutte quelle cose che ti predispongono bene a un pranzo, a una cena. Cerchiamo di far stare i nostri ospiti veramente a loro agio e di farli sentire tranquilli. E credo che gli aromi, le essenze, tutti questi sapori ti aiutino ad affrontare l'esperienza in maniera veramente tranquilla. Ti pagano, ti calmano anche in un certo senso. Bene, l'altra cosa che ti volevo dire, caro Giuseppe, è gli ingredienti. Leggevo così, mentre mi preparavo per questa conversazione, il famoso chef Bernard Pacot dell'Ambroisie di Parigi, del Place des Vosges, all'inizio, quando ha aperto il ristorante, si era indebitato tanto per comprare degli ottimi ingredienti. Tu gli ingredienti dove li vai a comprare? Ce l'hai vicino a chilometri o li vai a comprare da qualche altra parte? Chiaramente non puoi, è difficilissimo avere tutti gli ingredienti vicino o coltivare tutti gli ingredienti di cui ti servirai per creare un menù o per creare i tuoi piatti. Ma devo dire che in questo senso siamo molto 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 fortunati perché viviamo, il nostro ristorante è in una valle dove siamo circondati dalla natura in tutto e per tutto. Abbiamo un nostro orto biologico per cui tante cose le coltiviamo nel nostro orto e quindi da quel punto di vista, cioè, noi tante volte cerchiamo di fare un po' il processo inverso e quindi di capire e di cercare le cose che possiamo veramente coltivarci da soli e poi da lì creare il piatto. Io credo che la sfida poi sia questa, trarre beneficio, costruire un piatto da quello che sei in grado di coltivare o di produrti. Mi rendo conto che non è facile, però insomma è una bella sfida che stiamo affrontando e quindi andiamo avanti in questo percorso. Un'ulteriore domanda, visto che si parla di star bene, su qualche rivista, sul British Medical Journal, si leggeva che mangiare sano aiuta anche il sistema respiratorio, in senso generale, logicamente. Fra questo, ecco quello che dietro, giustamente, che mi diceva Sandro, cosa c'ho, ci sono le verdure che aiutano, capisci, a prevenire determinate malattie, pomodoro, carote, aglio, cipolla e via di seguito, cavoli. E quindi questi elementi, ecco, non è che puoi mangiare solo questi, però in equilibrio con gli altri alimenti, come fai a preparare, diciamo, un pranzo, una cena in cui ci sia anche, capisci, questa componente che è molto importante perché è antinfiammatorio, antiossidante. È chiaro che non può debellare la malattia, ma quanto prevenire, tipo la BPCO, che è una tremenda malattia che può portare all'ossigenoterapia a dipendenza, all'asma, alla bronchite acuta e cronica, all'enfisema. Ecco,
quello che ti voglio dire è l'utilizzo che ne fai delle verdure, ecco, che Sì, contengono. allora, a mio avviso è una cosa molto molto importante, al di là della verdura che si utilizza e che hai a disposizione. È chiaro che non si possono usare tutte le verdure in un piatto, ne sceglierai alcune, ma la cosa molto molto importante è il trattamento di queste verdure, o meglio, cercare di non essere invadente con le cotture, cercare di non ecco, proprio invadere il prodotto stesso, perché altrimenti rischieresti, portandolo ad altissime temperature, ad alte temperature, di perdere tutto quello che c'è all'interno dell'ortaggio o di qualunque altra cosa. Per cui grande attenzione, noi abbiamo grande attenzione alle cotture, cerchiamo di tenere cotture sempre molto basse proprio per cercare di evitare di non perdere le loro caratteristiche. E anche la conservazione è fondamentale per il trattamento delle verdure. E questo, ecco, ma vale anche per tutti gli altri alimenti proteici, e in particolare comunque per queste verdure antiossidanti. È chiaro che noi ne scegliamo una parte, cerchiamo di metterle insieme, perché quando costruisci un piatto o una pietanza comunque devi fare attenzione ad un bilanciamento anche di gusto, e tante volte insomma lo studio è proprio quello. Perfetto. Ma cercare di essere meno invadenti possibili. Sandro, adesso c'è un tema di cui tu veramente sei maestro e puoi parlare quando vuoi, però ricordate che alle 8, alle 20 dobbiamo finire. Il problema che ci sta a cuore di tutto è Dante Alighieri. Dici, cosa c'entra Dante Alighieri? E adesso sappiamo che è morto fra il 14 e il 15 settembre, è il 7° centenario della morte. Firenze, Verona e Ravenna sono le città principali che devono fare. Erano previste tante manifestazioni, non so quante di queste ne verranno fatte. A Verona, nella chiesa di San Fermo Maggiore, ci sono sepolti i discendenti diretti. Ora, siccome è un argomento che sa molto meglio di me Sandro Boscaini, adesso ti scateni e ci dirai che cosa c'entra Dante Alighieri con noi questa sera. Perché l'unica cosa che volevo dire a proposito di malattie, l'unica cosa che si è cercato di capire se eventualmente era un'arcolessia, praticamente questo addormentarsi ripetutamente, però questo di qua ce lo potrà dire i marcatori genetici se fanno la riesumazione del cadavere, ecco, delle ossa. Il resto tutto a te, Sandro. Beh, io vi posso dire che, e devo dire con grande orgoglio e con grande passione, che ho avuto la fortuna appunto di avere vicini i discendenti del poeta Dante, i conti Seregolieri, il conte Dante, prima il papà, e il conte Pieralvise attualmente, per cui è diventato un po' naturale per noi che avevamo un rapporto di vicinato con le nostre aziende, i nostri vigneti, e loro con una grande tenuta che è ancora di una dimensione notevole in Valpolicella, di fare con loro un accordo, per cui oggi siamo molto orgogliosi di poter dare il nostro supporto tecnico in viticoltura e nella cantina, ma poi anche di commercializzare e di distribuire nel mondo i vini che sono da 7 secoli e pertanto da 21 generazioni in mano ai discendenti del grande poeta, da quando specificamente dal 1353, quando il figlio del poeta Pietro degli Alighieri, che si era fermato a Verona dopo la morte del papà, era tornato a Verona e aveva vissuto a Verona ed era giudice del Tribunale di Verona, ha pensato bene di acquisire una villa in Valpolicella, una casa o più case anche, ma una in particolare, Casal di Ronchi di Gargagnago, nel comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, pertanto nel centro della Valpolicella classica, e delle pezze di terra, così dice il rogito notarile, che è conservato presso la biblioteca di Verona, comunale di Verona, e da allora la sua discendenza ha sempre vissuto in Gargagnago di Valpolicella. Ecco, come dicevo, la proprietà è diventata
una grande proprietà già con i discendenti del poeta, ma poi si è arricchita ancora di più verso la fine del 1500, inizio del 1600, quando la famiglia Alighieri, che non aveva erede maschio, ha sposato l'ultima discendente, Ginevra, con Marcantonio Serego, di una nobile famiglia di Sarego nel Vicentino. Ecco, e l'unione delle due famiglie e anche l'impegno, devo dire, di questo Marcantonio Serego nell'agricoltura in generale e nella viticoltura ha fatto sì che diventasse una proprietà veramente vasta, con addirittura 3.000 ettari nella Valpolicella, che erano stati diciamo bonificati con l'intervento da lui promosso con la Serenissima Repubblica in tutta la parte valdiva della Valpolicella, quella del confine con la Val d'Adige. Ecco, o anzi anche entrando in Val d'Adige, nella zona da Parona a Pescantina, per chi conosce l'area, fino a Dolcè. Ecco, per cui noi abbiamo questo grande privilegio di avere in Valpolicella questa nobile discendenza del poeta e le case dove c'è anche, si pensa che il poeta abbia potuto vivere nei suoi 7 anni, grosso modo, anche se intercalati, in cui ha vissuto a Verona, e ci sono in effetti parecchi richiami nella Divina Commedia e in altre opere che denotano come lui conoscesse le aree della Valpolicella e dintorni, per esempio la chiusa di Ceraino, per esempio il Ponte di Veia e altri luoghi del genere. E si dice appunto che possa aver goduto anche dell'ospitalità della Valpolicella, che ha trovato, e come si trova ad essere tutt'oggi, molto vicina al paesaggio toscano, dolci colline, molta presenza di olivo, oltre che di vite, e il cipresso. Ecco, tutto questo fa pensare che appunto ci sia stata anche la vicinanza di Dante con la Valpolicella, e devo dire che nella memoria e nella tradizione di casa Serego Alighieri oggi c'è anche questo aleggiare almeno di una cantica della Divina Commedia, o addirittura di tutta la Divina Commedia, che potrebbe essere nascosta nei muri della casa, e di questa casa in Gargagnago. E addirittura sono state fatte delle ricerche anche disturbando dei veggenti alla ricerca appunto di questi volumi, di questi manoscritti. Ecco, c'è da dire, di Dante non si conosce neanche una firma, neanche un autografo di nessuna natura, per cui sarebbe una grande invenzione riuscire a trovare davvero in Valpolicella questo patrimonio. Ma al di fuori di questo patrimonio c'è il patrimonio del vino, il vino del poeta, il vino Serego Alighieri, che noi portiamo in giro per il mondo, il Vaio Armaron, che ha nome da un terreno originario in collina, che poi sembra aver dato addirittura il nome alla Maron. Armaron sarebbe variato foneticamente, lasciando perdere la R, in Armaron, Amaron, e poi ecco, è una delle diciamo delle derivazioni probabili o possibili, anche se devo dire con onestà, io penso che la vera definizione sia Amaron, da amaro, molto amaro, ecco, considerando, non perché sia un vino amaro, ma considerando il fatto che all'epoca, e fino, devo dire, a 70-80 anni fa, dalle uve appassite nasceva il recioto, quello che i romani chiamavano reticum, poi si è chiamato acinatico, e poi recioto, cioè un vino molto potente, ma con molto residuo zuccherino. E quando la fermentazione andava avanti, lo faceva diventare totalmente secco,
non si diceva un vino secco, ma in confronto con il recioto era facile poterlo dire questo è un recioto amaro, e difatti anche presso la casa Serragolieri ci sono parecchie bottiglie con scritto recioto amaro, poi è diventato recioto amarone, è definito così col primo disciplinare, e proprio recentemente, parlo di 20 anni fa, si è separata la doppia enologia anche per questioni di marketing, e esiste oggi il recioto della Valpolicella, quando con le stesse uve appassite c'è il gusto del dolce, e amarone della Valpolicella quando è completamente secco. Bene. Domanda che faccio a Giuseppe. So che sei stato per tanti anni a Parigi, no? E quindi se ci dici un po' l'esperienza che hai avuto, la differenza dell'arte della cucina di tutte e due, quella francese e italiana. Perché ti dico questo? Perché in un momento in cui mi trovavo per lavoro, un collega assieme a questo chef di Parigi, di questo ristorante dell'Ambroisie, avevano scritto un libro, La cucina delle vostre arterie, e mi si era proposto di tradurlo in italiano. Però, detto fatto, non c'era neanche una ricetta per un primo. Ora, in Italia scrivere un libro dove non c'è neanche un primo, ecco, quello che vorrei dirti, ecco, soprattutto sull'entrée che fanno i francesi, è il primo che facciamo noi. Dici un po' quali sono così le caratteristiche delle due cucine, tutte e due di ottimo livello, di buon livello e anche di tradizione culturale. Assolutamente no, di buon livello, ma fondamentalmente molto molto diverse sin dagli inizi. Cioè, se pensiamo che comunque la cucina francese è una cucina definita un po' nobiliare, no? Che si sviluppa nei palazzi fin dai tempi dei Medici, che portò a suo seguito degli ottimi cuochi toscani, tra l'altro. Quindi creando questa cucina dei palazzi, che si sviluppa poi nel tempo, insomma, insomma, diviene poi cucina nazionale in un certo senso. Ed è una cucina, è stata sempre una cucina caratterizzata da tanti grassi saturi, come dicevo prima, quindi dall'utilizzo di burro, panna, quindi di elementi che la rendevano una cucina definita un po' altolocata in un certo senso, anche per la complessità delle ricette che venivano fuori, perché comunque erano ricette che partivano, ripeto, da una base nobiliare. La differenza con la nostra cucina è che la nostra è una cucina più popolare, ovvero è una cucina creata, partita dall'ingegno delle classi più umili, che con quello che gli offriva la terra erano capaci di creare delle ricette che si sono poi tramandate nel tempo e che sono i fondamenti della cucina italiana. Fondamentalmente questo è un po' agli arbori. Poi con l'avvento della nouvelle cuisine in Francia si assiste a un vero e proprio sviluppo della cucina, no? A un cambiamento, quasi uno stile nuovo, quindi nouvelle proprio dal nuovo, proprio in senso di nuovo, dove si cerca di eliminare un po' questi grassi saturi, quindi l'utilizzo di burro, panne, così, sostituendoli con spezie, aromi e quant'altro potesse dare più gusto. Oltre a questo ci fu poi uno snellimento dei piatti, quindi pochi elementi sul piatto, la salvaguardia degli ingredienti. Uno dei fautori che è stato a salvaguardare, insomma a pensare che si dovessero salvaguardare gli ingredienti, è stato il grande Michel Guérard, che in tanti lo ricorderanno, e forse in pochi se lo ricordano, ma Michel Guérard è stato veramente un fautore di tutto questo. Questo diciamo parlando di cucina puramente francese, no? Per il resto la nostra cucina la conosciamo, è una cucina che parte comunque, come dicevo, da basi povere, dove però siamo stati in grado di creare dei must, delle cose che in tutto il mondo sono il nostro simbolo. Ricordavi prima la pasta, no? La differenza fra l'entrée e il nostro primo piatto. In Francia non esiste in un menù un primo piatto, esiste l'entrée e quindi tutto quello che segue dopo, quindi carne, pesce. In realtà quando troviamo dei menù dove esiste la pasta, comunque ecco, c'è stata lì forse la nostra influenza in questo senso.
E, ovviamente in Francia, anche in Francia come in Italia, esiste sempre una grossa, non una grossa, ma una differenza fra la cucina del nord e la cucina del sud, no? Nel sud comunque la tendenza è più a una cucina mediterranea, quindi volta più all'utilizzo di pesce, ortaggi, erbe, tutto quello che concerne, insomma, che rappresenta la cucina mediterranea. Nel nord l'influenza invece è più, ha una tendenza più mitteleuropea, proprio come avviene da noi, no? Anche se poi ultimamente, diciamo, si è un po' tutto, io definirei, globalizzato, no? Sostanzialmente le due cucine sono, io le ritengo, insomma, non in competizione, ma che viaggiano su due binari paralleli. Ognuna di esse rappresenta un qualcosa. Però devo dare atto, dalla mia esperienza francese, io non posso fare altro, ma per onestà professionale devo dare atto che i francesi forse in qualcosa sono più bravi di noi. E dico sì, lo dico non a malincuore, ma lo dico come dato di fatto, perché l'ho provato sulla mia pelle. I francesi secondo me sono più bravi rispetto a noi a catalogare le cose, sono più bravi a preservare, e soprattutto c'è un'unione diversa che io quando lavoravo in Francia definivo un patriottismo gastronomico quasi, no? E questo avviene anche sui vini, no Sandro? Insomma, converrai con me che avviene anche nel mondo del vino, avviene la stessa cosa. In Italia, ecco, oggi secondo me forse siamo un po' più avanti, perché avendo la fortuna di avere dei prodotti, l'Italia è uno dei paesi dove in assoluto abbiamo un clima fantastico. Abbiamo una varietà di prodotti, di cose che è incredibile, che veramente non esiste in nessuna parte del mondo per la varietà di prodotti che ci sono in Italia. E insomma, fondamentalmente questo. Poi la tradizione, io credo che, come diceva un grande chef italiano, l'innovazione non è altro che una tradizione ben riuscita, per cui si tende sempre a mettere la giusta connessione fra le due cose. Però fondamentalmente io credo che siano due ottime cucine, due ottimi modi di fare cucina, di cucinare, perché poi alla fine, voglio dire, noi facciamo un lavoro bellissimo, tante volte veramente molto semplice, che a volte forse viene enfatizzato troppo dai discorsi e da tutto quello che ci ruota intorno. Però è un lavoro semplice, fatto di cose semplici, così come lo hanno fatto semplice tutte le persone che ci hanno preceduto. Bene. E credo che fare la stessa cosa. No, dico, dovremmo continuare a prendere esempio dai nostri predecessori, preservando questa semplicità, senza andare oltre, senza voler strafare e andare fuori dai binari. La domanda successiva che merita, in base visto che parliamo di Francia, l'effetto paradosso francese di cui si è parlato già nelle precedenti conversazioni. Questa scoperta del resveratrolo, che ha tutte queste proprietà che ben sappiamo, antinfiammatorie, antipiastrinica e aumento delle difese immunitarie, sono usciti tantissimi articoli. Articoli moltissimi che validavano questo effetto paradosso francese, che moltissimi erano a favore, capisci? E penso che sia questa la sintesi della situazione, che un bicchiere di vino a pasto protegge. Ci sono anche degli altri studi che sono di parere opposto, però è sempre minoritario. Poi io dico che dall'eccesso all'astinenza in tutto e per tutto c'è senso per la moderazione. E se vale per questo, ma questo ce lo dice anche la bibliografia degli studi che hanno fatto. Quindi la domanda semplice che faccio a Sandra è questa. Uno, l'impennata che ha avuto dopo 81, 89, poi nel 91 si è avuto la massima diffusione. E
che fine ha fatto, perché qualche volta quando lo volevo proporre qui, dico, a San Benedetto di Lugana, giustamente i viticoltori mi dicevano, ma sì, ma anche il vino bianco fa bene. Quindi c'è stato un arresto delle vendite del vino bianco in base a questo. Ecco, spiegaci questo un pochettino di questa scoperta, e se veramente adesso mettiamo la palla al centro c'è un giusto equilibrio, ecco. Sì, allora devo dire, dovremmo chiamarlo San Resveratrolo, perché obiettivamente ha dato una svolta fondamentale all'economia vitivinicola di tutto il mondo. Ha fatto conoscere il vino, e attraverso appunto questo aiuto il vino fa bene. Ecco, come tu dici, non è provato che faccia bene, non è provato che faccia male, se appunto assunto con la moderazione giusta e per tutti i suoi tanti valori, che sono quelli appunto dal benessere generale psicologico, psicofisico, alle specificità, appunto come nel caso specifico dei vini e dei vini rossi, appunto perché hanno questa particolarità. Ecco, si sa perché è venuto il paradosso francese, nasce dove? Nasce a Bordeaux, pertanto con il clima aquitaine, con la cucina dell'Aquitania, che è una delle cucine più ricche e più grasse anche del mondo. Se pensiamo al foie gras, per esempio, e molti si chiedevano, ma come mai non c'è questo eccesso che dovrebbe essere di malattie indotte da questo cibarsi di cose troppo ricche. Mi viene in mente il lamproie, per esempio, questo vino, questo pesce cotto nel vino rosso con i grassi, eccetera. Eppure c'è una sanità diffusa, e la risposta è stata trovata appunto nel fatto che si inaffia questi cibi pesanti con il vino rosso. Allora la tua domanda è, il vino rosso è stato sicuramente molto ha aumentato molto il suo credito, la sua credibilità, e pertanto il suo mercato anche vini rossi importanti, attraverso anche questo connotato. I vini bianchi non è che sono da meno, non avranno appunto queste particolarità, ma la gaiezza, la gioia che dà il vino bianco, la facilità di essere bevuto, il benessere che ti dà, come te lo dà un flutto di spumante, fa sì che ci sia una giusta compensazione nel momento del vino bianco, e con il cibo più adatto per il vino bianco c'è anche poi il momento del vino rosso con il cibo più adatto del vino rosso. Per cui diciamo i tre tipi di vino, il bianco, il rosso, il rosato in piccola parte, che non vuol dire un misto tra bianco e rosso, ma è semplicemente un vino rosso con un grado o con un tempo molto breve di fermentazioni assieme ai tannini delle bucce, ecco. E poi c'è il vino frizzante, il vino spumante naturale, che è ancora un'altra categoria, un'elaborazione più nobile del vino, per farne un'eccellenza, diciamo, e una rarità mondiale, in cui devo dire anche gli italiani oggi si difendono, anzi devo dire che hanno raggiunto attraverso la popolarità del Prosecco mete inisperate fino a qualche anno fa. Bene, Sandro, rimaniamo sempre con te, perché delle difficoltà nella vita le abbiamo avuto tutti, e anche tu ce l'hai raccontato quando quando ti dicevano dell'Amarone, sì, è un buon vino, però lascia perdere. Adesso sei una vedette, dico, per quanto riguarda, e viene chiamato Mister Amarone. E nel suo libro, qui lo leggo, è molto bello, dice: l'Amarone, scrive lui, rappresenta un piccolo universo, sentite quanto è bello, più di una tecnica, più di un vino, è una filosofia, è un'arte, e anche oltre, è un convivente importante. Io mi soffermo solo a dire due cose: che l'artista non è solamente il medico, il musicista e il pittore,
e anche lo chef Giuseppe D'Aquino e anche Sandro Boscaini, perché raggiungono delle vette, cioè praticamente quando uno vuole raggiungere la perfezione, cioè vuol continuamente progredire, è un artista. Quindi siete voi anche degli artisti, capisci? Per cui il musicista lo è, il pittore lo è anche voi. E infatti nella trasmissione precedente c'era stato Dario Cecchini, il ristoratore di Panzani Chiante, che si definiva artigiano. No, per me la definizione è artista. Allora, dimmi tu, ecco, perché veramente è bella, perché dice è anche oltre, è un convivente importante. Ecco, spiegaci questa Sì, peculiarità della parola. è un convivente importante e devo dire che appunto quando mi è stato dedicato questo libro scritto da Kate Singleton, una giornalista e scrittrice famosa inglese, che è stata incaricata di fare un libro sull'Amarone e poi quando ha incontrato me l'ha raccontato con le mie parole. Perché? Perché io, avendo una grande passione per questo vino, grande passione per il vino in generale, ma specificamente per l'Amarone, che io ho una vastità di sensazioni, tra le quali il senso della tradizione e il senso di accompagnarti per una vita. Appunto, parlo della convivenza col vino, perché io mi ricordo da bambino, durante la guerra, alla fine della guerra, ma da bambino, no, noi vivevamo come si è sempre vissuto fino a pochi anni fa, nelle case della Valpolicella, che erano in 3 piani e più il sotterraneo, e c'era il piano sotterraneo dove c'era la cantina, il piano terra dove la famiglia viveva, il primo piano dove si andava a dormire e poi un ampio granaio o fruttaio dove si teneva l'uva durante i mesi invernali per il rito dell'appassimento. Per cui io ricordo appunto come da bambini si andava in soffitta a sentire i profumi delle uve che appassivano e ad assaggiare quei chicchi che avevano sopra delle piccole puntini bianchi che poi si sono rivelati essere la muffa nobile, la botrytis. Ecco, erano pertanto i più dolci, per cui non lo sapevamo, ma davamo a scegliere appunto questi. E poi c'era questo rito della fermentazione in cantina, e gli afrori che dalla cantina risalivano a seconda della giornata e di come era alta o bassa la pressione, si sentivano o il profumo che veniva dal solaio delle uve in appassimento, pertanto un dolce fruttato, oppure l'afrore del vino in fermentazione della cantina. Per cui ecco, diventava per noi il rito dell'appassimento, il fare l'amarone, il convivere con l'amarone diventava averlo familiare, e non solo per quello, ma anche perché se ne parlava. Mio padre raccontava le sue storie nel fare il vino e nel cercare di venderlo nel mondo e nel cercare di migliorarlo sempre. Ecco, per cui questo vivere col vino e vivere di vino e vivere di uve e di vino era una magia che non mi ha mai lasciato. E io, anche se ho studiato diversamente, ma io ho sempre voluto rimanere nel mondo del vino e cercare di dare una mano a questo prodotto ad essere il grande prodotto della nostra terra. Bene, vorrei semplicemente ricordare una cosa molto importante, che è questo, che il vino, l'olio e il grano sono il treppiedi di tutta la nostra civiltà mediterranea, occidentale e cristiana. Perché dico cristiana? Perché parlo di una breve storia dal punto di vista del Medioevo. In quel periodo, con la caduta dell'impero romano, la capitale si sposta da Roma a Bisanzio, con la venuta dei barbari al nord, dei Vandali, e dal sud degli arabi, le viti sono state tutte completamente sradicate. Quando si costruiva un monastero, un'abbazia, la prima cosa non era di posare una pietra, ma era la vigna, perché era indispensabile per la messa. Ecco perché dico, in questo anche la civiltà, rappresenta anche la civiltà cristiana. Quello che vorrei aggiungere perché il tempo corre molto velocemente per quanto riguarda la nostra conversazione,
vorrei dire che nei momenti di tensione, e adesso ne abbiamo tanti, generalmente ci dicevano di chiudere gli occhi, di fare silenzio e di fare un bel respiro profondo. Perché qualcuno diceva che il respiro è il ponte che collega la vita alla coscienza, che unisce il corpo ai nostri pensieri. Ogni volta che la nostra mente si disperde, utilizziamo il respiro come mezzo per prendere di nuovo la nostra mente. Cosa voglio dire come messaggio? Vedo che ultimamente c'è stato un articolo sull'Arena per quanto riguarda i viticoltori, ecco, praticamente gli OICM, l'organizzazione che si occupa, vedo che il nostro Sandro, così da quello che ho letto, vuole entrare nel mercato nel sud-est asiatico. Dico, le prospettive sono queste, ci sono possibilità, visto il periodo abbastanza buio che viviamo. E a Giuseppe dico, in questo periodo di silenzio, hai presentato qualche nuovo piatto? Ecco. Rispondo prima io? Sì. Allora, intanto di presentare sicuramente non c'è stato possibilità, insomma, seppure a sprazzi, perché insomma in questo periodo non c'è stata possibilità di aprire il ristorante come avremmo voluto. Lo abbiamo fatto in alcuni momenti, ma anche qui noi abbiamo una grande fortuna, quella di avere un centro di ricerca con il quale collaboriamo, per cui per noi è stato un periodo di silenzio, tra virgolette, ma nella nostra grande famiglia Rana di grandi pensieri, quindi di grande evoluzione, di ricerca e sviluppo in questo senso. Quindi sì, abbiamo provato nuovi piatti, nuovi ingredienti, nuove cose insomma da proporre. Per cui sì, ci saranno tante cose, non dico cosa, mi fermerei qui perché insomma sarà oggetto di comunicazione per nelle prossime aperture che speriamo avvenga a breve, però dico che in questo periodo è stato forse un periodo fortunato per gli chef che hanno avuto modo di continuare ad operare, perché è stato un momento in cui si è potuto veramente pensare, e al pensare non solo sui piatti ma anche sull'importanza di altre cose e su quanto tante volte può essere bello e gratificante il nostro lavoro, perché noi chef abbiamo dato un grossissimo contributo, credo, in questo momento particolare, mettendo a disposizione il nostro operato, la nostra professionalità a disposizione anche di chi ne ha avuto bisogno. E si sono visti tanti esempi, no? Dico, da Vittoria Busaporto, insomma, che ci sono state tante iniziative, per cui se c'è stato un silenzio, è stato un silenzio dove però si è prodotto tanto. Noi lo abbiamo fatto e saremo lieti a breve, insomma, dimostrare tutto quello che è stato fatto durante questo periodo. Bene, Sandro, a te la parola. Mi è piaciuto molto quando hai detto questo respirare profondo che ti mette in condizioni di essere più focalizzato, più attento, di vivere insomma anche l'attimo in maniera meno frenetica e più precisa, e ne abbiamo bisogno di questa concentrazione quando le cose come sta succedendo adesso non vanno tutte per il verso giusto. Anche per noi del vino è stata una stagione molto difficile, molto pesante, come con i nostri colleghi della ristorazione, perché viviamo a braccetto, specialmente il vino di un certo livello, non c'è dubbio che trova nel ristorante il suo punto, l'apice dell'essere esaltato, con lo chef o il sommelier che lo propone assieme al cibo giusto, eccetera, eccetera, per cui diventa un evento l'andare nel ristorante, un evento il provare i cibi di questo ristorante, ma anche un evento l'accompagnarlo con i cibi giusti. Ecco, tutto questo ci è mancato, però appunto il respiro profondo dell'uomo e il respiro profondo del vino si sono incontrati, e in effetti, nonostante la falcidia di vendite che abbiamo avuto, specialmente sui vini fini, bisogna dire che il bere in casa domestico invece ne ha avuto un grosso vantaggio, ma non solo perché si è bevuto a casa invece del ristorante, ma perché si è apprezzato
il respiro profondo che ti dà un bicchiere di vino buono. Ecco, e questo devo dire è notato e si vede anche nei dati statistici delle vendite. C'è stato un incremento del valore medio del vino, nonostante la difficoltà che molte famiglie hanno oggi, perché gli stipendi e tutto l'incoming delle famiglie è stato falcidiato, eppure c'è stato appunto un dedicarsi a un vino migliore. E con tutto questo i viticoltori, o molti di loro, noi sicuramente l'abbiamo fatto, ci siamo molto invece dedicati a pensare un po' al vino come si è evoluto in questi ultimi anni, e non c'è dubbio che c'è stata una grande evoluzione positiva nell'aggiungere al vino tante cose, aggiungere il legno, la barrique, farlo più tannico, farlo più alcolico, eccetera, eccetera. E abbiamo pensato, invece adesso non sarebbe tempo di cominciare a pensare a un vino più vicino alla natura, dove l'uomo preserva quello che la natura dà piuttosto che cercare di forzarla. Ecco, e stiamo uscendo con dei vini, devo dire, che sono buoni come quelli di una volta, ma piacevoli come il vino di oggi. Cioè la tecnologia messa al servizio del presentare, come fa uno chef nel piatto, in forma molto semplice il prodotto al naturale, piuttosto che forzare la natura. E devo dire che c'è un grosso apprezzamento per questo ritorno al vino di una volta, ma fatto bene, senza magari quelle mancanze di tecnica che gli davano anche dei sapori o dei difettucci che erano appunto dati da un essere naif da un punto di vista tecnico, ma dalla semplicità, per cui il vino noi l'abbiamo chiamato per esempio fresco di Masi, e diciamo subito fresco come il pane appena sfornato, fresco come il latte munto e non lavorato, ma proprio venduto come si vendeva dal lattaio una volta. Ecco, tutti questi elementi che ci mettono ancora più in contatto con la natura e ci fanno vedere come l'uomo sia un grande interprete nel momento in cui esalta la natura senza andare oltre e volerla snaturare, voler fare di più. Bene, con due personaggi così, guarda, io vorrei prolungare ancora per qualche ora, però il termine è scaduto e il nostro Giuseppe ci deve dare la sua ricetta particolare, la migliore che ha, che poi io ti farò vedere, te l'ho mandato ma lo farò vedere anche qui, e Sandro gli deve abbinare un buon vino. A te la parola, Giuseppe. Anzi, Pino, a volte ti chiamo Pino. Allora, diciamo la migliore che ho, diciamo la più iconica che ho, è quella che mi accompagna da tantissimi anni, insomma, nel mio percorso, e non può essere altro che, insomma, che il frutto di quello che io sono, della mia, come diceva prima il professor Geloso, della mia napoletanità, una ricetta fatta di ingredienti soprattutto napoletani come il pomodoro del Piennolo e il limone di Amalfi. Ecco, quindi io propongo come ricetta uno spaghetto al pomodoro del Piennolo, buccia di limone grattugiata, basilico e un po' di burrata. E lascio la parola a Sandro per l'abbinamento dei vini. Tu, Giuseppe, hai preso al volo quello che ho detto io. La natura ci dà tutto, cerchiamo di proporla bene senza voler strafare. Bravissimo. Devo dire un piatto, oltretutto io sono un amante della pasta e della pasta semplice napoletana come è quella tua, e qua ci occorre un vino semplice, e devo dire che noi qua a Verona ce ne abbiamo a Iosa. Pensa a un Valpolicella, per esempio, ma non un Valpolicella quelli superiori, invecchiati, eccetera. Il Valpolicella fresco, come nasce, bevuto dopo 6 mesi, con questo senso del fruttato di ciliegia e la sua acidità non pronunciata ma ben evidente, che ti fa essere fresco e giovane, un piatto che di suo canta appunto
o solo mio? Bene, non so come ringraziarvi tutte e due per quest'ora passata, non veramente di più. Vi ho fatto vedere l'immagine. Bellissimo. Bello. Ecco. Bello. E quindi è passato velocemente. Ringrazio anche l'organizzatore, l'amico Gerose, che veramente in queste conversazioni ci fa vedere la prevenzione sotto tutti gli aspetti e tutti i particolari. E dico quello del prossimo appuntamento per mercoledì prossimo. Ecco che, avendo per tema, visto che abbiamo parlato di Dante, non lo dico in inglese ma lo dico in italiano, scusatemi, l'eterna giovinezza, in cui c'è lo chef Lidio Montagnier, la geriatra Fabiana Tezza e il vignaiolo danese. Ecco, quindi un augurio che possiate, ecco, chi ci ascolta anche per la prossima settimana, e anche fra 2 settimane all'abbazia di Praglia sarà un argomento molto importante fra mente, corpo e spirito. Ecco, vi auguro a tutti una buona serata. Ringrazio veramente di cuore Giuseppe D'Aquino e Sandro. Grazie a te, Giuseppe. Grazie, Sandro. Arrivederci tutti assieme in Valpolicella quando si potrà. Di farlo famiglia Rana. Ok, arrivederci. Di nuovo a tutti. Grazie.